Buonasera. Presto in molti comuni si andrà a votare per eleggere i nuovi sindaci, i nuovi consigli comunali. Come al solito verremo sommersi da materiale di propaganda elettorale con i profili personali dei candidati e i loro programmi elettorali. Molti prometteranno anche ciò che sanno che non potranno mantenere e questo ha un nome preciso e si chiama imbroglio elettorale. Per spiegarmi meglio, su questi imbrogli uso un pieghevole datato 2004, che è la prova provata di come si possa imbrogliare l'elettore con programmi menzogneri che però agli occhi del cittadino che non ha tempo o la voglia di approfondire appaiono verosimili. Ecco, questo è il pieghevole per cui nel 2004 Balaman si presentava per la Lega come candidato presidente alla provincia di Pordenone. Come vedete aveva solo un punto nel programma: Pordenone, provincia autonoma, insieme per un nuovo progetto. Ora vi leggo qualche riga di questo pieghevole. Pordenone, provincia autonoma, è un progetto che vuole perseguire in quel sogno che nell'ormai lontano 1968 aveva portato a volere e ottenere la provincia di Pordenone. La forza di un sogno che aveva fatto dire tutti assieme a gran voce: vogliamo esserci. Ora però la semplice provincia non basta più e quel sogno deve spingersi oltre. La struttura della nostra regione infatti consente alle province di gestire pochissime risorse, un fattore che ha danneggiato la provincia di Pordenone che da sola produce e paga molto più di Udine, Trieste e Gorizia, ma che riceve in cambio molto ma molto meno. Oggi una provincia, Pordenone provincia autonoma sul modello di Trento e Bolzano, province con le quali abbiamo anche diverse analogie, significherebbe per tutti noi avere più risorse da destinare al nostro territorio. Questo è un progetto permanente che intendiamo proseguire fino al conseguimento dell'obiettivo. Per questo motivo vi chiediamo di votarci. Grazie a questo programma la Lega in quella tornata elettorale prese quasi il 17% dei voti, una percentuale incredibile. Sicuramente molti elettori in quella elezione avranno votato Lega perché c'era questa possibilità che Pordenone diventasse una provincia autonoma come Trento e Bolzano. Ma bastava fare un semplice ragionamento per capire che questa storia non aveva né capo né coda. Bastava ad esempio chiedersi perché Pordenone sì e non Udine, oppure Venezia, oppure Treviso o altre province ancora. Questa proposta era semplicemente un imbroglio. Per corroborare quanto vi sto dicendo, in quella legislatura provinciale non c'è stato nessun atto, ripeto, nessun atto del Consiglio provinciale propedeutico ad iniziare l'iter per arrivare ad un'autonomia simile a quella delle province di Bolzano e Trento. Un percorso molto lungo, visto che per creare una nuova provincia autonoma bisogna cambiare la Costituzione. Ma purtroppo tendiamo a dimenticarci presto delle promesse elettorali non mantenute. Se così non fosse, la Lega avrebbe dovuto pagare elettoralmente per aver preso in giro gli elettori pordenonesi promettendo cose che non avrebbe potuto sicuramente mantenere. Così voglio invitarvi prima delle prossime elezioni amministrative a valutare bene le promesse elettorali dei vari candidati e dei vari partiti, controllate se sono fattibili, altrimenti sono solo promesse da marinaio, anzi da politicanti. Ricordatevi che in questi casi vale il vecchio adagio: passata la festa, gabbato l'usanto. E poi, visto che ho ancora qualche secondo di tempo, c'è un altro fatto che riguarda la Lega e che mi fa sorridere amaro. Molti sanno che uno degli slogan più fortunati della Lega è "Padroni a casa nostra". Ebbene, sentite cosa dice il segretario regionale leghista Fontanini riguardo le scelte dei candidati sindaco di Trieste e di Udine dopo che la segreteria nazionale di Milano aveva stoppato gli accordi di coalizione con l'UDC di Casini e il FLI di Fini, semplicemente vietandoli. Dichiara Fontanini: in questi giorni avrò una serie di riunioni nel Consiglio nazionale del mio partito. Chiederò una deroga per il Friuli Venezia Giulia perché da noi l'UDC fa parte in diverse giunte come in Regione o in provincia di Udine. E alla domanda del giornalista che gli chiedeva se questa dispensa, pensate, dispensa, non arrivasse, Fontanini risponde: allora correremo da soli, da Trieste a Pordenone. Mi pare che queste dichiarazioni di Fontanini siano chiarificatrici più di tante chiacchiere in libertà. La Lega del Friuli Venezia Giulia conta poco o nulla e così vorrei suggerire loro a cambiare lo slogan "Padroni a casa nostra" con uno più appropriato: "Servi a casa nostra". Arrivederci a mercoledì prossimo.